Prima di tutto un applauso all'Anusei, perché quando tu perdi una partita, infatti ho fatto i complimenti dentro lo spogliatoio a loro, e come ho fatto i complimenti ai ragazzi miei, ho fatto i complimenti perché indiscriminatamente si sono impegnati, hanno fallito parecchie palle in gol, mi sembra, non mi ricordo bene. E poi per tutto quello che mi hanno dato fino adesso, noi ci siamo salvati a 41 punti, era l'obiettivo che ci eravamo fissi a inizio stagione, fare meglio dell'anno scorso, abbiamo fatto 15 giornate d'anticipo. Poi tutte le pressioni davanti, no? Ricordo che ci sono squadre che hanno speso 3-4 volte più di noi, che stanno, e come dico io a tanti, ci leggono la targa, che nessuno se lo sarebbe aspettato, no? E perciò questo qua non lo deve mai dimenticare nessuno. Ancora oggi ringrazio i ragazzi perché oggi hanno dato quello che avevano dentro la testa, e può darsi che dopo 7 vittorie consecutive, lo ricordo, sono 7 vittorie consecutive, siamo caduti, però ci dobbiamo rialzare da martedì con tranquillità e serenità come abbiamo fatto fino adesso, preparare un'altra gran bella partita che è quella contro lo Fiamare, no? E poi là andremo a giocare tranquillamente, dobbiamo ritrovare la tranquillità e la spensieratezza che oggi non c'è stata. Però non devo mai dimenticare dove siamo partiti, che eravamo all'inizio e che siamo adesso. Se c'era amarezza perché abbiamo perso il secondo posto e siamo terzi, vuol dire che abbiamo fatto un grande passo in avanti. L'amarezza ci deve essere, perché quando perdi, come ti ripeto, l'amarezza ci deve essere, però ci deve essere anche la convinzione che da martedì, su partita con questa piccola delusione, dobbiamo ripartire e ripreparare sempre le partite come abbiamo fatto. Ecco, 2 o 3 volte delle squadre che hanno speso 3-4 volte in più, c'è una piccola frecciatina al latte dolce, visto che facendo un paio di casi. No, io non faccio nomi perché a me non mi interessa, ma non è latte dolce, io penso a Latina, penso all'Ossia che cazzo, l'Ossia con quel gioco alla squadra lì, con quei 2 giocatori che ha messo, stiamo parlando dei top della categoria, di qualcuno che ha fatto la Champions League. Cioè, ragazzi, questi, se uno gioca in Champions League un motivo ci sarà o no? Non lo so, poi se no vuol dire che poi tutti siamo uguali e tutti giocano. È come se qui viene Mourinho, se Mourinho sta qui c'avrà sicuramente qualcosa più di me o no. Se io dicessi di no sarei un pazzo, un visionario, il calcio è fatto anche di queste cose, ma che cos'è? È l'esperienza. L'esperienza che ti porta a gestire certe situazioni e perciò ci può stare che non deve essere una giustificazione, ma deve essere una cosa a farci capire che dobbiamo diventare cattivi e ritornare a quello che eravamo un po' spensierati. E vi posso dire una cosa, che già da domenica, il secondo tempo, non eravamo più spensierati, da gol che abbiamo preso a Budoni nel 2-1. E da lì poi tutta la settimana, tutte le cose, è continuato questo, però io serve ogni tanto anche uno schiaffo, nella vita fa anche bene, come dire, ragazzi, avete visto che succede? Poi andiamo a Ostia è una grande favorita insieme alla Turco, se no, parliamoci chiaro, se no stiamo a dire che, o no. E perciò ci andiamo a giocare la partita come abbiamo fatto a Toro del Greco, come abbiamo fatto a Latino, come abbiamo fatto con l'Arte Dolce. Ci andiamo a giocare questa partita tranquillo, sereno. Poi se il campo dirà che gli altri sono più bravi, non possiamo che battere di uno.